Allora, oggi abbiamo una storia che, devo dire, mi ha lasciato davvero senza parole. Ah sì? Immaginiamo una famiglia, no? Lei australiana, lui inglese, carriere avviate, stipendi che, pensa, in Germania arrivavano anche a 5.000 euro al mese. Caspita. Una vita che, insomma, molti definirebbero arrivata. E poi, un giorno, mollano tutto, Tutto quanto? comprano un rudere in un bosco, in Abruzzo, per 20.000 euro e decidono di vivere con meno di 100 euro a settimana. Una scelta radicale, quasi romantica, verrebbe da dire. Esatto, una scelta che però, e questo è il punto, li ha messi in rotta di collisione diretta con le istituzioni. Ed è qui che entriamo nel vivo. Sì, le nostre fonti, diciamo, sono principalmente due. Da una parte un'intervista video molto intima, molto dettagliata con la famiglia, che ci fa entrare proprio nel loro mondo. Nelle loro ragioni, certo. Nelle loro motivazioni, sì. E poi dall'altra il testo di alcune petizioni online. E queste raccontano lo sviluppo legale che è stato, drammatico. Petizioni che hanno avuto un seguito enorme, mi pare. Enorme. Parliamo di quasi 150.000 firme, un sostegno popolare impressionante. Ed è proprio qui che la storia si complica e diventa, un vero e proprio caso. Da un lato c'è questo sogno di una vita semplice a contatto con la natura, via dallo stress. Mm? Dall'altro c'è lo sguardo della società, della legge, che si chiede: ma questa vita è adatta per crescere 3 bambini piccoli? E la risposta che è stata data è drastica. Esatto. Quindi oggi con la nostra analisi cerchiamo proprio di capire questo scontro. Uno scontro tra due visioni del mondo che sembrano inconciliabili. Partiamo da loro, da chi sono. Catherine è australiana, Nathan inglese. Si conoscono a Bali e, come dicono loro, è stato tutto veloce veloce. Ok, Però è fondamentale capire da dove venivano per afferrare la portata della loro decisione. Cioè, non erano due sprovveduti. assolutamente. Il contrasto è quasi violento, direi. Catherine era un'addestratrice di cavalli, maestra di equitazione in Germania e, come dicevo, lei stessa racconta di guadagni sui 5.000 euro al mese. Una cifra importante. E Nathan invece aveva fatto un po' di tutto. Cuoco, taglialegna, ma il suo successo economico, tra virgolette, arriva in Spagna vendendo mobili in legno. Guadagnava parecchio. Parecchio, sì, ma a un costo altissimo. Lui stesso nell'intervista descrive quella vita con una sequenza che rende l'idea, no? Sì, me la ricordo. Telefono, vende, devo pagare questo, stressante. Ecco, è la descrizione perfetta di un modello che la società etichetta come successo, Certo. ma che per lui era diventata una gabbia che gli stava togliendo la salute. E poi arriva il punto di rottura. Anzi, 2 punti di rottura. Esatto. Il primo è un incidente d'auto, in taxi. Autista si addormenta, si schianta contro un camion, Nathan si salva per miracolo e, dall'ospedale, vedendo le foto della macchina distrutta, ha un'illuminazione sulla fragilità della vita. L'aspetto affascinante qui è proprio questo, come questi shock esterni possano funzionare da catalizzatore. Non è un processo, diciamo, graduale, È un lampo. è un evento improvviso che ti costringe a rimettere tutto in discussione. E il secondo evento, forse ancora più decisivo per la sua filosofia, è un viaggio a Sumatra. Ah, giusto. Lì vede con i suoi occhi la deforestazione selvaggia per ottenere quel legno pregiato che lui stesso vendeva. E lì prende una decisione drastica. Mai più. Quindi non è una fuga dalla povertà o dal fallimento, è l'esatto opposto. Esatto, è un rifiuto attivo di un successo che non li rendeva felici. Una ricerca consapevole. Proprio così, è una ricerca di un altro tipo di ricchezza, basata sul tempo, sulla salute, sulle relazioni. Ed è un fenomeno che al di là di questo caso vediamo crescere, no? Questo rigetto del consumismo non per necessità, ma per scelta. Scelta etica, personale. E così arrivano in Abruzzo. Trovano questo rudere di 40 metri quadrati, letteralmente mangiato dalla vegetazione, Immagino la scena. con le crepe sui muri, e lo comprano con il terreno per 20.000 euro. E qui c'è il dato che mi ha sbalordito. Per ristrutturarlo, al momento dell'intervista, avevano speso solo 1.000 euro. 1.000 euro. È incredibile. E questo perché hanno fatto tutto da soli, imparando da zero. Guardando video online. Pazzesco. Esatto. Non avevano alcuna esperienza, a parte il fatto che il padre di Nathan avesse ristrutturato case,
ma loro personalmente erano dei neofiti. E questo approccio del fare e imparare è il cuore di tutta la loro filosofia. E a questo proposito c'è un aneddoto fantastico che racconta Catherine. Ah sì? Doveva assentarsi e chiede a Nathan di tirare una linea dritta con uno spago per costruire un muro. Al suo ritorno, la linea è completamente storta. Lui era convintissimo che fosse dritta, ma l'occhio di lei era migliore. Fa sorridere, ma mostra una filosofia precisa. Non cercano la perfezione estetica. No, cercano la funzionalità, l'esperienza dell'imparare. Esatto. E questo ci porta alla loro vita di tutti i giorni, la vita off-grid. Hanno pannelli solari per l'elettricità, un bagno a secco. Raccolgono l'acqua piovana, usano un pozzo. Sì, ma è importante sottolineare una cosa. Non è una vita di stenti dettata dalla povertà. È una scelta consapevole. Nathan lo dice chiaramente. Dice, questo tipo di vita era normale prima. Non stiamo facendo niente di estremo. È un ritorno alle origini in un certo senso. Sì, un ritorno ma usando in modo selettivo alcune tecnologie moderne. Non è un rifiuto totale, ecco. E la loro spesa, dicono, è tra i 50 e i 100 euro a settimana. Ok, è incredibilmente basso. Ma le fonti specificano a cosa stanno rinunciando. Voglio dire, sanità, una previdenza per il futuro, come si gestiscono gli imprevisti con un budget del genere? È un'ottima domanda. Le fonti, soprattutto l'intervista, si concentrano molto sulla loro filosofia del presente, sull'autosufficienza. Sul qui e ora. Esatto, non entrano nei dettagli di un piano pensionistico o, che so, un'assicurazione sanitaria privata. La loro logica sembra essere quella di ridurre al minimo i bisogni e quindi anche i rischi finanziari. Certo, se produci il tuo cibo. La tua energia, la dipendenza dal denaro e dai servizi esterni crolla. La loro previdenza è la loro abilità manuale e la loro terra, più che un conto in banca. Capisco. E la casa stessa è parte di questa filosofia, solo 40 metri quadrati. Mhm. Loro dicono, la vera casa non sono queste 4 mura, ma è tutto lo spazio che c'è fuori, il bosco. Una casa piccola consuma meno energia, meno legna per scaldarla, richiede meno manutenzione. È una logica impeccabile nel suo radicalismo. È un rovesciamento completo della prospettiva occidentale, dove la casa grande è uno stato simbolo. Certo. Per loro è un peso. È un concetto che si lega molto al movimento delle tiny houses, dove la riduzione dello spazio è vista come una liberazione, non una privazione. E ovviamente arriviamo al punto più delicato, quello che poi scatenerà tutto. Come crescono i figli in questo contesto? Adottano un metodo che chiamano unschooling. Esatto, unschooling, che, attenzione, non è semplicemente non andare a scuola, è una filosofia educativa precisa. Spiegacela meglio. L'idea di fondo è che l'apprendimento non debba essere imposto dall'alto, con un curriculum uguale per tutti, ma debba seguire la curiosità naturale dei bambini. Seguire il loro istinto in un certo senso. Proprio così, come spiega Catherine, non si forza mai un bambino a imparare qualcosa. Se un giorno si mostra interessato ai numeri, allora si esplorano i numeri. Se vuole scrivere, si scrive. La convinzione di fondo è che l'apprendimento più efficace sia quello che nasce da un desiderio interiore. Certo, detto così sembra bellissimo, seguire la curiosità. Ma il rischio che i bambini abbiano delle lacune enormi non c'è. Voglio dire, cosa succede se un bambino non è mai spontaneamente curioso, che so, della storia o della matematica più complessa? Le fonti lo dicono. Le fonti ci presentano il punto di vista dei genitori, ovviamente. Loro sono convinti che prima o poi la curiosità per ogni aspetto fondamentale del sapere emerga naturalmente, perché il mondo stesso la stimola. Ok, La loro critica più forte, però, non è tanto al curriculum scolastico, quanto all'ambiente. Sono molto preoccupati per l'impatto degli schermi sullo sviluppo cerebrale dei bambini. ah, la questione tecnologia. Esatto. Credono che l'esposizione costante a telefoni, videogiochi inibisca la capacità di concentrazione e la creatività. E a sostegno di questa tesi portano un esempio concreto, mi sembra. Sì, Catherine racconta di suo nipote. Un bambino cresciuto, dice lei, ha pane e videogiochi. Ha passato una settimana con loro nel bosco, senza tecnologia. Al suo ritorno, la sorella di Catherine l'ha chiamata e le ha detto: «Mio figlio è trasformato, è più calmo, più sano, ha gli occhi più brillanti». Per loro, quella è la prova. La prova che il loro metodo funziona. E l'apprendimento non è solo teorico.
I bambini sono immersi nella vita pratica, aiutano a coltivare l'orto, a costruire la stalla. Questo dà loro una comprensione del mondo che è fisica, tangibile. Capiscono da dove viene il cibo. Come si costruisce un riparo. È un'educazione esperienziale che la scuola tradizionale, difficilmente può offrire. Costruiscono addirittura modellini di case con le pietre che trovano, dopo aver visto insieme documentari sul natural building. Vedi, è un apprendimento che parte dall'osservazione e finisce nella pratica immediata. Ed è qui. Ed è qui che si arriva al cuore del conflitto legale. Questo solleva una domanda fondamentale. Fin dove arriva la libertà educativa di un genitore e dove inizia l'obbligo dello Stato di garantire uno standard? Esatto. Da una parte c'è una famiglia che sceglie un percorso alternativo, credendo fermamente sia il migliore per i propri figli. Dall'altra c'è un sistema che ha il dovere di assicurare a ogni bambino un'istruzione e una socializzazione ritenute indispensabili. E queste due visioni in questo caso si sono scontrate, violentemente. Esatto, e la storia qui prende una piega davvero drammatica. Inizialmente, come si capisce dal video, la procura per i minorenni dell'Aquila aveva chiesto una sospensione, temporanea della responsabilità genitoriale. Una prima avvisaglia. La preoccupazione era che questa vita senza scuola e servizi convenzionali potesse essere un rischio per i bambini, ma era solo l'inizio. Le petizioni online, infatti, ci raccontano quello che è successo dopo, e i toni sono scioccanti. Il 20 novembre 2025 il Tribunale per i minorenni emette un provvedimento drastico. I 3 figli della coppia vengono prelevati dalla loro casa. La descrizione di quel momento nelle petizioni è forte. Si parla di assistenti sociali accompagnati da un cospicuo dispiegamento di forze dell'ordine, almeno 5 pattuglie, per prelevare 3 bambini piccoli. 5 pattuglie. È un'immagine potente. I bambini vengono portati in una casa famiglia e ai genitori viene tolta la patria potestà. Secondo i testi delle petizioni, sembra che l'intenzione fosse portare via i bambini da soli. Solo l'intervento del loro avvocato ha permesso alla madre di accompagnarli, ma viene specificato che questa concessione è soltanto momentaneamente. Quindi con la paura. La paura, espressa da chi li sostiene, è che l'obiettivo finale sia allontanare anche lei. La reazione pubblica, come dicevi, è stata enorme, oltre 142.000 firme. Chi sostiene la famiglia parla apertamente di abuso, di gravissima ingiustizia. Ma quali sono gli argomenti che usano per difenderli? Su questo punto. Non è una famiglia in difficoltà. No. Dicono, la famiglia ha tutto il necessario. Elettricità dai pannelli solari, acqua corrente dal pozzo, un bagno a secco perfettamente funzionante. E sottolineano anche che i bambini non erano totalmente isolati. Ah, questo è importante. Erano seguiti online da una maestra e frequentavano altri bambini di famiglie con stili di vita simili nella zona. Quindi, secondo chi li difende, la base dell'intervento non era una prova di maltrattamento, di denutrizione o un pericolo imminente, ma una questione puramente ideologica. Questa è esattamente la narrazione che emerge. Viene usata proprio l'espressione perseguitata dal sistema, non per negligenza, ma per non conformità. Per la loro scelta di vita. Esatto. Le petizioni citano le parole dei genitori. Per i nostri figli vogliamo cibo sano, acqua pulita e aria pulita. Trascorriamo tutto il nostro tempo con loro e li stiamo crescendo con amore e con empatia. La lettura che viene data è quella di uno scontro tra i valori di questa famiglia e un sistema che non tollera o non comprende modelli di vita alternativi e che interviene in un modo percepito come punitivo. E sproporzionato. È una vicenda che davvero lascia senza parola. Una famiglia che cerca la pace e il silenzio in un bosco e si ritrova al centro di una tempesta legale, mediatica, che gli porta via la cosa più preziosa. È lo scontro tra un ideale di felicità e le rigide strutture della società. Assolutamente. Ci interroga sui limiti della libertà individuale, specialmente quando sono coinvolti dei minori. Fino a che punto lo Stato può intervenire nelle scelte di una famiglia? E soprattutto mette in discussione l'idea stessa di benessere. Cos'è il superiore interesse del minore? È garantire un'istruzione standard, l'accesso ai servizi, anche a costo di allontanare i bambini da genitori amorevoli. Oppure è preservare il legame familiare in un ambiente non convenzionale, ma sano e ricco d'affetto? Esatto, la storia ci costringe a confrontarci con queste domande.
In un'epoca in cui i modelli familiari e i valori si stanno diversificando enormemente, la legge e le istituzioni come rispondono? Riescono ad adattarsi o si irrigidiscono, vedendo ogni deviazione dalla norma come una minaccia? Alla fine, quello che emerge da queste fonti è uno scontro totale tra due mondi. Due visioni opposte di cosa significhi una vita buona per un bambino. Due visioni inconciliabili. Da una parte una vita basata sulla natura, sulla libertà dallo stress, sulla presenza costante dei genitori. Dall'altra una vita fondata sull'istruzione standardizzata, sui servizi sociali, sull'integrazione nel modello di società che conosciamo. E la domanda che questa storia ci lascia, una domanda pesante e senza una risposta facile, è proprio questa. Chi ha il diritto di decidere quale di queste due visioni debba prevalere? E soprattutto, qual è il costo umano di questa decisione?